Un'ovazione. Grazie. Standing ovation. Per dulcis in fundo. Sulcis in fondo. Signora, io la ringrazio di aver tenuto a battesimo questa sera questo spettacolo con Comunque i nelle nostre gite adesso si fanno dei sorteggi e si vince un pezzo di terreno. Ah, questa è bella, una lotteria. Un pezzo di terra si vince. Dove? Il cimitero. E quando si muore andiamo tutti dentro questo grande cimitero che è di Benito Urgu. Il cimitero. Lui al centro sarà seppellito al centro e chi vuole ridere anche da morto si mette in giro. Se invece non vogliono ridere, in fondo nell'orlo, che lì c'è Soru e Cappellacci. Di poi sono anche le uniche. Ma perché proprio Soru e Cappellacci? Perché Soru è in Soru. Ecco, ma perché loro non fanno, cioè... No, non fanno ridere neanche da vivi. Sì, è vero, e poi vabbè signora, io la ringrazio, lei è stata delicatissima, molto gentile, davvero, lei è stata una fan dei Barritas, lei ricorda questi ragazzi? Sì, quando ero ragazzina. Lei è una delle prime veline della storia. È vero. È vero, Allora non ero toccata neanche. Era come l'anguria. Cioè? Come se le tumbe si sperra. Lei ha fatto anche la massaia per suo pomodori. È vero, ho fatto la massaia. Perché aveva il requisito. Perché avevo il requisito stretto. Voi lo chiamate requisito? No, nel senso che la storia vuole che per vestire suo pomodori le massaie devono essere in tonse. Esatto. E lei aveva il requisito. Esatto, e poi sapevo cucire. Ecco, anche perché effettivamente lei era illibata, no? Era illibata. Ero liberata. Ecco, e sapeva cucire, perché oggi se sanno cucire sono scucite. Quindi non si trova, è difficile insomma. E io l'ho fatto solo un anno, Perché solo un anno? Perché lo stesso anno che ho fatto solo Poidori, quando lo stavamo spogliando, è successo, sono rimasta a rotto l'anguria. Va bene signore, è stata una bella esperienza, grazie davvero. Arrivederla. Grazie davvero. Grazie a San Giovanni Sueti. Ecco, però non se ne vada troppo, stia qui perché vorrei che prolungaste l'applauso per un artista che da 55 anni non lascia il palcoscenico e neanche il suo pubblico. Sotto le vesti di Desolina Vacca c'è Benito Urgu. Adesso arriva. Spogliazione in diretta. Vado a prendergli la giacca, poi applaudite fino a quando torno io.